A voi, ai nostri telespettatori, un altro servizio della nostra Valeria Papitto, perché spesso lo spreco comincia, non c'è solo nei ristoranti, non c'è solo nei supermercati, ma comincia dalle nostre case, dalle nostre abitudini. Allora, vediamo questo servizio di Valeria, che è andata a casa di una blogger di cucina, che ci ha spiegato un po' come riutilizzare quello che viene cucinato, il nostro menù, insomma. Vediamo il servizio, poi ne parliamo insieme. Tutti i giorni ogni famiglia butta più di mezzo chilo di cibo buono nella spazzatura. Oggi siamo a casa di Claudia Zedda, una food blogger che ci insegna a preparare dei veri e propri manicaretti a partire dagli avanzi. Buongiorno Claudia. Buongiorno Valeria. Cosa ti è avanzato da ieri? È rimasto del carasau, delle bietole bollite, del risotto al sugo ed è avanzata anche della ricotta. Cosa possiamo fare col pane? Allora, col pane carasau pensavo di fare del pane guttiao, si è ammorbidito ieri notte e mettiamo un filo d'olio, un po' di sale e del rosmarino, del timo, quello che abbiamo a casa, una passatina in forno velocissima e diventa un ottimo pane guttiao. E invece la bietola come la arricchiamo? La bietola bollita quando avanza si può fare un soffritto di cipolla, mettere tutto quello che sia nel frigo, che ne so, della salsiccia, del formaggio, la si passa nel tegame con un po' di pangrattato, un po' di uovo, si fa una bella frittata e in una decina di minuti abbiamo un'ottima frittata nuova e buonissima e molto salutare. Ieri ti è avanzato anche un po' di risotto, che cosa ci puoi fare? Sì, col risotto rosso in questo caso si può far tanto. Io ho deciso di fare delle crocchette. Le crocchette si arricchiscono con dell'uovo, del pangrattato, all'interno ho deciso di mettere della mozzarella e della salsiccia che mi era avanzata da ieri, le si soffrigge, anzi meglio le si frigge e poi diventano delle ottime crocchette. Dagli avanzi riusciamo a tirar fuori anche un dolce? Se siamo fortunati ed è avanzato qualcosa di buono, sicuramente. Ieri ad esempio è avanzata la ricotta e ho deciso di arricchirla con dell'arancia, scorza d'arancia, farina, zucchero, un tuorlo, un pizzico di lievito, si fanno delle piccole frittelle e diventa una frittella alla ricotta e arancia realmente deliziosa. Per la gioia dei bambini. Ma anche dei più grandi. Per preparare tutto questo pranzo, quanto ci si mette? Una mezz'oretta, non di più. E quindi si recuperano i prodotti d'avanzo soprattutto. Quindi con un po' di impegno, un pizzico di fantasia si tira fuori un pranzo intero, volendo anche un po' di più da quello che avremmo buttato il giorno prima. Assolutamente corretto.